Le organizzazioni sindacali e Veneto Banca hanno trovato l'accordo. Dopo appena 24 ore di trattativa sulla procedura inerente alla chiusura di 40 filiali, le parti hanno siglato un'intesa che garantisce i livelli occupazionali e guarda al futuro, grazie alla stabilizzazione di 21 lavoratori con contratto di apprendistato in scadenza a giugno 2016. I termini dell'accordo: intanto, nonostante la chiusura di 40 filiali, non ci saranno nuovi esuberi. Verranno salvaguardate le professionalità maturate e mantenute le mansioni. Mobilità territoriale contenuta e condivisa con i lavoratori, quindi agevolazione al part-time e conferma dei contratti integrativi aziendali di Veneto Banca e Banca Apulia. Infine, proroga di ulteriori 6 mesi dei contratti a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre 2016. Finalmente un segnale per rassicurare i colleghi in un momento veramente molto delicato per Veneto Banca, ha commentato Giuseppe Algeri, coordinatore Fabi Gruppo Veneto Banca. Seppur permangono ancora numerosi problemi, ci auguriamo che vengano affrontati con lo stesso spirito di condivisione e con lo stesso pragmatismo dimostrati in questa occasione. Soddisfatto anche il segretario nazionale Fabi Luca Bertinotti, che ha sottolineato come anche in un momento difficile per la banca si possa con questo accordo guardare al futuro, grazie alla trasformazione dei contratti di apprendistato in indeterminato per 21 giovani lavoratori.